Tenere il passo del Camaro, questo l'impegno sicuramente non agevole della Ionia Calcio Riposto, che per la 10ª giornata del campionato Under 17 regionale ospita la New Eagles, formazione di Mister Figuera che si schiera con Basile tra i pali, Lombardo, Puglisi, Fichera, Enrico e Papa in difesa, Tomasello, Di Bella e Caruso a centrocampo, Platania, Zappalà e Laguzza in attacco. Dall'altra parte rispondono gli ospiti con Alfano, Lupica, Mastrolembo, Caraco, Truglio, Venuto, Lanza, Sottile, Pontini, Calanni e Barba Giovanni. Partiamo col fin del primo tempo, amici della Wii Sport. Un minuto e la Ionia Calcio Riposto è già pericolosa. Platania con il colpo di testa, serve Tomasello, impegna così l'estremo difensore avversario con un diagonale mancino. Sesto minuto, il tentativo è di Platania, alto sopra la traversa anche in questo caso. 11° calcio di punizione che viene messo dentro da Caraco. Anche la New Eagles dunque prova a creare problemi alla difesa della Ionia Calcio Riposto. C'è un batti-ribatti vicino all'area di rigore, la sfera arriva a Pontini che calcia il pallone col sinistro ma non trova lo specchio della porta. Minuto 13, ancora Ionia Calcio Riposto con l'incursione da parte di Platania, fa tutto da solo, sfiora il palo con un bel tentativo di collo esterno mancino. Le emozioni si susseguono e al 14° continua a spingere la New Eagles, e qui l'uscita avventata del portiere della Ionia, per poco Barba Giovanni non ne approfitta con un pallonetto al limite che però finisce al lato. Tiro cross di Platania che viene qui salvato da Venuto, allontana la difesa della New Eagles che sembra in difficoltà adesso. Ancora padroni di casa dal calcio d'angolo al 38°, Platania mette in mezzo, c'è un batti e ribatti vicino la porta avversaria, poi Papa alla grande occasione, un rigore in movimento il suo per trovare il gol del vantaggio, non riesce a farlo e si conclude così, amici della Wii Sport, il primo tempo 0-0 tra Ionia Calcio Riposto e New Eagles. Emozioni tante, gol nessuno, ancora reti bianche infatti tra la vice capolista e la formazione giallorossa. Ci ha provato sicuramente di più la squadra di Mister Figuera, che però non sfonda in questo momento nel confronto con gli avversari. Partiamo col fin del secondo tempo che si apre con un cambio dentro Freni, fuori Figuera. Al 56° calcio di punizione per la Ionia Calcio Riposto, Caruso sul punto di battuta, sventaglia dentro la sfera sul secondo palo, alla fine la stoppa Tomasello che pensa alla rovesciata, la effettua Tomasello, gran gol della Ionia Calcio Riposto ed è 1-0 per la formazione padrone di casa, con Tomasello che si inventa la giocata della domenica e trova così con questa palombella in acrobazia il gol del vantaggio. Esplodono i bianconeri di Mister Figuera che riescono finalmente a sbloccare il risultato. Un minuto più tardi però doccia gelida, calcio d'angolo della New Eagles, il pallone rimane al centro, potente e preciso il tentativo di Caraco che non può sbagliare, è 1-1, botta e risposta immediato da Ionia Calcio Riposto e New Eagles. 62°, nuova incursione da parte di Platania che ne salta 2, va al sinistro a giro, per poco non è un assist per il compagno, si perde in un nulla di fatto questa chance. Rivediamo qui, volevano anche il calcio di rigore quelli della Ionia Calcio Riposto, ma al 64° schema che per poco non vale il vantaggio della New Eagles. Sulla linea è costretto a salvare Lombardo, 67° dentro Bigi per Zappalà, poi al 68° scorribanda ancora una volta da parte del portiere della Ionia, respinta, vuole la mano la formazione della New Eagles, il tentativo di pallonetto, riesce Puglisi a salvare sulla linea, ancora una volta rischia la formazione di Mister Figuera. 69° dentro Di Mauro per Tomasello, 73° dentro Nicosia per Freni, cerca di trovare il bandalo della matassa dalla panchina il tecnico dei locali, ma all'80° il gran tiro dalla distanza di Pontini colpisce clamorosamente il palo e la New Eagles che alla fine si mangia le mani per non aver trovato il gol della definitiva rimonta, il gol che poteva portare i 3 punti. Bellissimo match tra Ionia Calcio Riposto e New Eagles, amici della Wii Sport, si conclude per 1-1, frena in classifica la Ionia, si allontana sempre più il Camaro. Un cordiale saluto e alla prossima!